schianto a Quarto d'Altino lungo la strada per Caposile, un'auto si schianta contro un furgone, morto l'uomo alla guida, ferito una donna, salvo per miracolo un bambino di appena 1 anno. Maltrattamenti sui bambini in un asilo nido privato, i carabinieri di Schio hanno arrestato e posto ai domiciliari 2 delle operatrici che gestivano la struttura. Il giorno del dolore a Loreggia per i funerali di Lorenzo Cristea, al 20enne ucciso a coltellate fuori dalla discoteca di Castelfranco, il rombo delle auto e i palloncini bianchi per l'addio. Rapinata del marsupio, picchiata selvaggiamente da 2 uomini in scooter, ancora sotto shock la 40enne aggredita a Ponzano, i video dei banditi pochi secondi prima dello scippo. Padova, la zona rossa non piace ai commercianti dell'Arcella, bene i controlli, dicono, ma il dispositivo crea solo un cattivo nome al nostro quartiere. Fermato per un controllo alla guizza in casa, la finanza di Padova trovò 60 kg di eroina pronta per essere confezionata, arrestato un cittadino di origine albanese. Diffuse le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato il divieto di terzo mandato per i governatori di regione, intanto la vice segreteria Roberto Vannacci agita la Lega. Nuova ondata di maltempo in Veneto, attesi in serata forti temporali con vento e grandine, dichiarata dalla Protezione Civile regionale l'allerta gialla. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, lo avete sentito dai nostri titoli, un incidente mortale a Quarto d'Altino. Entriamo così subito in diretta con il nostro Christian Arboit che si trova sul posto. Quali sono gli aggiornamenti? Christian, buonasera. Buonasera Edi, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica e che vi mostra il luogo della tragedia, una situazione in evoluzione. Non ci avviciniamo per motivi di delicatezza, anche perché da qualche minuto è arrivato sul posto il padre della vittima, quello che ci ha riferito di essere il padre della vittima, dell'uomo che è morto praticamente sul colpo all'interno di una Golf di colore grigio, Golf che stava con ogni probabilità sopraggiungendo in direzione Quarto d'Altino. Siamo sulla strada di Caposile, una delle arterie più note qui in zona, arteria che collega Quarto d'Altino alle spiagge, al Veneto orientale. Il dramma nel pomeriggio, lo scontro tra questa Golf e un camion adibito al servizio postale, una ditta del veneziano. Alle mie spalle non c'è solo il padre della vittima, ma ci sono anche agli autisti di questo mezzo che dicono di essersi trovati di fronte la Golf, ma chiaramente la dinamica è tutta da ricostruire. Resta il fatto che questo mezzo, che questa Golf ha fatto una sorta di testacoda, lo schianto è stato potentissimo, l'abitacolo della Golf distrutto. L'uomo è stato poco fa, è stato appunto portato all'interno del carro funebre, è stato portato via, adesso stanno operando i mezzi del soccorso. All'interno di questa Golf anche una donna, probabilmente la compagna, che è stata soccorsa, è stata portata all'ospedale di Mestre, era cosciente e anche il bambino che era sul retro, assicurato regolarmente al seggiolone. Questo probabilmente ha risparmiato una vita. All'inizio si temeva il peggio anche per questo bimbo, un lattante, probabilmente anche meno di 1 anno. Non vi do altre informazioni perché chiaramente potete capire la delicatezza del momento. Stanno operando i pompieri di Mestre, della centrale di Mestre, erano arrivati anche i colleghi di San Donà di Piave, gli operatori del soccorso stradale ferrarese, c'erano appunto fino a poco fa i servizi funebri e chiaramente i carabinieri per tutti i rilievi del caso. Io Edi ti ridarei la linea e per gli altri aggiornamenti ci sentiamo per l'edizione di Venezia.
Grazie Cristian, grazie a Nicoletta Rizzetto per le riprese. Dobbiamo darvi conto di un'altra vittima, siamo nel Padovano a Cinto Euganeo, un uomo di 70 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre sfalciava l'erba nella sua proprietà, forse per una manovra errata il trattorino sul quale si trovava si è rovesciato con l'uomo finito nel fossato, un impatto che sembrerebbe stato fatale. Proseguiamo con le notizie, andiamo nel Bassanese, il bambino di 6 anni investito ieri, ora è fuori pericolo, resta però acceso il dibattito sulla sicurezza. Le fratture e i traumi sono stati pesanti e richiedono un intervento chirurgico all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ma per fortuna il bimbo di 6 anni, investito da una vettura poco fuori di casa, ha superato la fase più critica. Ieri sera sono passato verso le 11 a trovare la famiglia che è rientrata dall'ospedale di Vicenza. Il papà era evidentemente molto scosso, ma anche assieme ai familiari, anche sollevati rispetto alla situazione del proprio figlio nipote, perché era stata, insomma, gli accertamenti avevano dimostrato che non era in pericolo di vita ed è la cosa che per tutta la giornata di ieri ci ha tenuto veramente in apprensione. Il piccolo ha una frattura scomposta alla spalla da sistemare chirurgicamente e ha perso molto sangue, ma è sempre rimasto vigile. La vettura che lo ha investito stava rispettando i 50 all'ora, cosa che in verità pochi fanno anche in presenza di curve e semicurve. In più la competenza del comune è limitata, essendo la strada in gestione alla provincia. E abbiamo questo problema, che è un problema ormai annoso, della limitare la velocità su strade sulle quali abbiamo sempre avuto il diniego di effettuare l'installazione di dossi, di rialzamenti o di altri sistemi di sicurezza, e purtroppo questo è il tema che per troppi anni ci ha limitato e ha causato questi rischi. Nella zona ci sono marciapiedi su entrambi i lati, ma non ci sono attraversamenti pedonali. Dal sindaco arriva poi una stoccata al ministro Salvini. È direttamente responsabile su quello che sta succedendo in 8.000 comuni d'Italia, perché la non decisione di far applicare l'utilizzo di strumenti elettronici quali Tutor e Velox, questa indecisione, o meglio non scelta, sta creando dei problemi anche su questo fronte. Noi sulle strade provinciali vorremmo installare dei sistemi di controllo automatico, magari non i Velox classici ma dei Tutor, che dicano: se tu superi su un determinato periodo questa media di velocità sei sanzionato. Maltrattamenti sui bambini in un asilo nido privato, i carabinieri hanno arrestato 2 donne. Maltrattamenti sui bimbi di un asilo nido. I carabinieri della stazione di Schio e del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Vicenza, hanno arrestato 2 delle 3 titolari gestrici di un asilo nido privato del territorio per l'ipotesi di reato di maltrattamenti a danno di fanciulli. L'indagine è partita da alcune segnalazioni. Nella mattinata di ieri un'operazione congiunta da parte dei carabinieri della stazione di Schio e del nucleo operativo e radiomobile ha portato all'arresto di 2 donne proprietarie di un asilo nido privato nel territorio. L'attività trae origine da alcune segnalazioni che erano pervenute alla locale stazione circa delle condotte maltrattanti che venivano subite da alcuni infanti frequentanti questo asilo. I supplementi investigativi disposti dalla Procura Pubblica di Vicenza consentivano appunto di raccogliere ulteriori elementi investigativi che atti a certificare queste condotte maltrattanti nei confronti di questi bambini, e pertanto si è proceduto ieri nella flagranza, in coordinamento con la Procura della Repubblica, all'arresto di queste 2 donne. I militari, in presenza di ulteriori episodi, sono intervenuti arrestando in flagranza differita le 2 donne per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. Dopo le formalità di rito, le arrestate sono state poste agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La Procura della Repubblica ha richiesto la convalida dell'arresto delle 2 donne per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. Intanto sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti. A Loreggia nel pomeriggio i funerali di Lorenzo Cristea. È il silenzio interrotto dalle lacrime a salutare l'arrivo della bara di Lorenzo Cristea nella chiesa ortodossa di Loreggia. Il tempo si ferma. Oltre 1000 persone, tantissimi giovani sono lì per lui. A Loreggia arrivano il papà e la mamma di Lorenzo, una veletta nera sul capo, gli occhi gonfi di lacrime. Su rombanti bolidi giungono gli amici più stretti, anche Alessandro Bortolami, ferito durante la rissa fatale per Lorenzo e appena dimesso dall'ospedale. Tanti hanno candele in mano, accese in ricordo del giovane,
persone, alcuni portano fiori. Sono i sacerdoti di Loreggia, Villanova, Castelfranco Veneto e Noale a celebrare il funerale. Ai canti si alternano le preghiere. Al termine del rito il saluto del celebrante che invita i giovani a fare uscire solo il loro amore e a fermare ogni violenza. La cugina ricorda il Lorenzo Solare e, pensando al 4 maggio, prega: mi auguro che quello che è accaduto quella notte non accada mai più. Ultimo a salutare Lorenzo, uno degli amici. Sempre pronto a sdrammatizzare, prenderci in giro, a farci ridere anche quando non avevamo voglia. Nessuno parla dell'indagine, solo lacrime e dolore nella Chiesa ortodossa, dove in tanti si stringono alla famiglia, amici, parenti, con loro le sindache di Loreggia e Trebaseleghe e la vice sindaca di Castelfranco Veneto con il consigliere regionale Sandonà. Sul sagrato, commosso il saluto affidato a frasi come questa: sei sempre nel nostro cuore, scritte con i pennarelli neri su palloncini bianchi che vengono lanciati in cielo. È il rombo dei motori con i poster dei momenti felici vissuti con l'amico a salutare Lorenzo Cristea. Il suo corpo riposerà nel cimitero di Borgoricco. Andiamo a Ponzano Veneto, una quarantenne rapinata e poi picchiata da 2 uomini in scooter. I video dell'aggressione. Ho scombussolato. Sì, ho dei momenti dove si mi prende un po' tanto. Aggredita e picchiata selvaggiamente da 2 scippatori, è ancora molto scossa la donna di 40 anni, vittima della brutale rapina in via Schiavonesca, Ponzano. La signora è in bici e percorre la strada da Barruchella verso la scuola Gastaldo. La scena immortalata dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni della zona. Pochi istanti dopo si vede uno scooter grigio scuro con in sella 2 uomini. Entrambi indossano tute nere e casco integrale grigio. Hanno appena incrociato la donna e l'hanno individuata come vittima perché invertono il senso di marcia nello slargo d'accesso ad una casa, ma prima di partire si fermano, uno scende e alza la targa. Pochi secondi dopo tentano di scippare dal cestino della bici il marsupio della signora, ma lei reagisce e trattiene il borsello, come ci racconta al telefono il compagno della donna. Lei ha afferrato il marsupio, in quell'istante si vede che il secondo erano in 2 sullo scooter. Non si vede che non se l'aspettava, è caduto indietro. Poi, che lei non lasciava il marsupio, l'ha dato pugni e calci. Pugni e calci sferrati senza pietà alla testa, al corpo. La donna terrorizzata urla chiedendo aiuto. Ad udire le grida un'anziana residente proprio davanti al luogo dell'aggressione. Questa signora chiamava: aiuto, aiuto, aiutatemi. Nel frattempo che io sono arrivata qui al cancello, è arrivata una macchina, una signora, e si ferma. E così a me ha ricorso tutto, dare un fiato d'acqua e tutto quanto, per lavarle giù le mani, che è piena di sangue dappertutto, perché non so se sia stato dal naso o dal zigomo che io avevo rotto, perché ha pestata, dato botte in testa. Subito sono stati chiamati i sanitari del 118 e di carabinieri che ora conducono le indagini sull'episodio. Dopo il pestaggio e la rapina, i 2 malviventi sono scappati a tutta velocità sullo scooter. Arrivati all'incrocio della scuola sono stati notati da un testimone che ha sentito urlare "va di là" e li ha visti sfrecciare verso il bastone. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza ed indagano anche su un altro scippo con analoghe modalità verificatosi circa un'ora prima a Montebelluna, dove un uomo è stato rapinato del marsupio, non si sa se dagli stessi malviventi. Siamo a Padova, la zona rossa all'Arcella non piace ai commercianti. Il messaggio zona rossa viene direttamente collegato al messaggio di zona pericolosa e allontana le persone, ed è quello che non vogliamo, perché la verità sta che questa zona non è pericolosa. I commercianti dell'Arcella a Padova esprimono i loro dubbi sulla cosiddetta zona rossa. Da lunedì 19 maggio fino al 15 settembre verrà istituita in un'ampia parte del quartiere. Una decisione presa dalla prefettura che sta dividendo però le opinioni dei padovani.
Un gruppo di commercianti del quartiere ha chiesto un incontro informale con l'assessore comunale al commercio per chiedere interventi. Come quartiere siamo già segnati e questa cosa qui non serviva, perché le forze dell'ordine sono già capillari nei loro controlli quotidiani. Eventualmente, se volevano intensificare i controlli in certe zone avrebbero potuto farlo, ma qui non c'è necessità di zona rossa. L'incontro di oggi anticipa quello che si terrà a Palazzo Moroni con il sindaco e le associazioni di categoria per parlare anche di questo tema. Abbiamo concordato con loro di mettere in campo alcune iniziative già nelle prossime settimane, delle feste anche di piazza per rendere protagoniste le attività commerciali dell'Arcella e invitare quindi tutte le persone a venire a sostenerle. Quello che temono i commercianti è che l'area a nord di Padova venga stigmatizzata. Mi trovo molto bene con il quartiere, con tutti i clienti che vengono in farmacia da me. Noi siamo... Pericolosa la zona, secondo me? No, pericolosa assolutamente no. Nel lavorare quotidianamente ormai da decenni in questo quartiere abbiamo scoperto e appurato quanto sia migliorato questo quartiere, per cui la notizia di questa emergenza, di quest'area addirittura identificata come rossa, ci sembra veramente una qualifica ingenerosa che non corrisponde alla realtà dei fatti. I controlli sono necessari e ben voluti, dicono i commercianti. Questo dispositivo lo consideriamo molto forte, molto drastico. Le zone critiche sono ben note, non sono molte. Credo basterebbe rinforzare i controlli in queste zone e il grosso del problema sarebbe risolto. Io da 52 anni ho 52 anni che vivo qui e sinceramente ora vedo che la situazione è migliorata, e se c'è da dire che la situazione è migliorata lo dico ad alta voce, indipendentemente dal partito politico. Rimaniamo a Padova, una perquisizione antidroga, vediamo cosa è stato scoperto. 60 kg di eroina trovate dalla Guardia di Finanza di Padova a casa di un albanese in zona Guizza. L'uomo era stato fermato nel rione padovano per dei normali controlli, fornendo però di documenti che da subito non sembravano autentici. Inoltre lo stato di agitazione e le risposte vaghe fornite dall'albanese hanno portato i militari ad approfondire gli accertamenti, eseguendo una perquisizione a casa dell'uomo. Nell'abitazione le Fiamme Gialle hanno rinvenuto una vera e propria raffineria di droga, trovando 2 sacchi con 60 kg di eroina, strumenti e prodotti destinati alla preparazione e al confezionamento della droga, oltre a 25.000 euro in contanti. Lo straniero è stato quindi arrestato e portato in carcere. Siamo alla politica. Diffuse oggi le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale con cui si è confermato il divieto di terzo mandato per i governatori di regione. Intanto Luca Zaia a Roma ha partecipato al Consiglio federale della Lega, tra i nodi la vice segreteria Roberto Vannacci. È una prerogativa del segretario scegliersi il vice e mi fermo qui, nel senso che non è che cambio identità in base ai vice segretari, cioè penso che noi abbiamo una missione che è quella di rappresentare le diverse identità di questo Paese. Vannacci o non Vannacci, Luca Zaia dice di rimanere leghista nel DNA e lo fa parlando da Roma tra un appuntamento e l'altro, su tutti quello del Consiglio federale della Lega, e questo nel giorno in cui dalla consulta arrivano le motivazioni della sentenza sullo stop al terzo mandato, divieto che viene ribadito e subito vincolante. Non servono, per intendersi, leggi applicative né nazionali né regionali, in quanto principio fondamentale. Inevitabile quindi per i giornalisti, anche romani, chiedere al diretto interessato cosa c'è nel suo futuro immediato, visto che si voterà in autunno. In Lega c'è un mantra: il militante è sempre pronto dall'alba al tramonto. Le riserve per il governatore uscente saranno sciolte al momento debito. Per ora nessun commento, se non laconico, anche alla candidatura di Flavio Tosi come presidente, avanzata da Forza Italia. Io non leggo assolutamente provocazione, nel senso che non mi occupo di questo, saranno le segreterie a confrontarsi su questo, poi io dirò la mia opinione alla fine, come penso sia logico.
Zaia che però rilancia sul fine vita ed entra a gamba tesa sugli imminenti referendum. E ricordiamo ai cittadini che perché il referendum passi bisogna che ci siano il 50% più degli elettori che ci vada. E allora il referendum è valido. Quindi io non parteciperò alla formazione del quorum. Come hanno fatto loro per altre cose, ad esempio per il mio referendum per l'autonomia. Ma le partite sono molteplici, ancora aperta quella sulla possibilità di terzo mandato per gli assessori regionali che passa invece per i capoluoghi di regione. Il presidente Zaia e il segretario Stefani hanno detto che si deve togliere il limite dei 2 mandati agli assessori. Io sono abituato a prendere in parola quanto mi viene detto, sono uomini di parola e quindi per quanto mi riguarda verrà sicuramente tolto. Quanto al generale delle polemiche, Bulldog marcato più che telegrafico e lapidario. Io su Vannacci non spreco neanche un secondo della mia vita. L'economia, accordo quadriennale per Confindustria Veneto Est. Grazie. Firmato un accordo tra Confindustria Veneto Est e Intesa San Paolo che porterà 20 miliardi di euro da oggi al 2028 alle imprese della nostra regione che potranno utilizzare questi soldi per investirli in innovazione e credito in un momento complesso ed incerto per le aziende. Sostenere le aziende negli investimenti che oggi sono quanto mai necessari per affrontare questa transizione tecnologica e di sostenibilità che le imprese debbono affrontare per stare nel mercato. Un protocollo presentato nella sede padovana di Confindustria Veneto Est che vincola i finanziamenti a 3 indirizzi: trasformazione digitale, transizione sostenibile e solidità finanziaria. Certamente c'è un tema relativamente ai temi energetici, quindi l'approvvigionamento di fonti energetiche a costi che siano compatibili poi con quelli che sono gli aspetti della produzione, quindi questo è un aspetto importante, quindi questa transizione energetica. Tantissimo il tema di riconfigurazione, qua nel Veneto abbiamo tante imprese esportatrici e quindi riconfigurazione anche delle geografie dove andare ad esportare e anche le catene del valore nelle quali andare a inserirsi. Grande attenzione da parte di Confindustria Veneto Est per lo sviluppo digitale delle aziende del territorio. Digitalizzazione, questi sono tutti temi, intelligenza artificiali, sono tutti temi che le imprese devono attrezzarsi, organizzarsi, perché se così fanno potrebbero diventare anche opportunità di crescita per le aziende. Se non sono strutturate per affrontare questi temi potrebbero essere penalizzate le aziende. Da Quarto d'Altino intanto incidente mortale, lo ricordiamo, ci sono degli aggiornamenti che ci arrivano dal nostro Christian Arboit. La vittima sarebbe originaria di Spinea, la donna al suo fianco probabilmente di origini straniere. Il bimbo non ha 1 anno ma dovrebbe avere tra i 5 e i 6 mesi. Queste le novità e come potrete anche vedere e sentire è prevista una nuova fase di instabilità su tutta la regione, allerta gialla decretata dalla Protezione Civile per temporali e forti raffiche di vento, con anche qualche locale grandinata prevista sulle prealpi e poi in pianure, zona pedemontana. Allerta gialla in tutta la regione dalle 15 di oggi alle 18 di domani. Intanto si chiude così il telegiornale regionale, tutti gli aggiornamenti anche nel telegiornale di Venezia. Subito dopo la sigla le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.